Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. A tenere banco la questione del Green Pass obbligatorio per ristoranti, cinema, mostre, palestre, eventi, e proprio i ristoranti e i bar si sono attrezzati per fare i controlli alla clientela con un certo imbarazzo. Non ci piace, dicono i titolari degli esercizi, fare da sceriffi con i nostri clienti. Sentiamo. Com'è andata la prima giornata di Green Pass? Molto bene, la gente è educata, si comporta bene, sa che ci sono delle regole da rispettare. Vi sentite un po' controllori? Un po' sì, però se l'obiettivo è quello di restare aperti tutti e di poter lavorare anche quest'inverno, ci sta, non è un problema. A proposito d'inverno, ci potrebbero essere ripercussioni anche in un locale in cui magari è un po' più piccolo come il vostro, la gente dovrà necessariamente entrare. Speriamo che per quella volta la gente abbia capito che il vaccino è una cosa da fare ed è importante per tutta la società, per tutti quelli che ci vivono, insomma. Anche i clienti si adeguano? Eh sì, tocca. Nessun problema a esibirlo? Assolutamente no. Anche lei? Nessun Sì, problema? sì, nessun problema affatto. Anche se lei non è all'interno, non dovrebbe esibirlo, però non avrebbe nessun tipo di problema, anzi pensa che sia giusto farlo. Assolutamente sì. Perché? Perché è corretto per la comunità e per tutti gli altri, per proteggere chi ci sta vicino. Lei sta all'esterno perché c'è Udine sotto le stelle, ma all'interno la gente ha esibito il Green Pass? All'interno la gente deve adibire il Green Pass, se vuole sedersi all'interno, ovviamente da seduti deve adibirlo. All'esterno dicono che non serve, così è. Per cui Problemi non ce ne sono stati? no, problemi non ce ne sono stati al momento, tutti sono stati collaborativi e Si è quant'altro. sentito un po' pubblico ufficiale oggi? Direi di sì, perché sai, chiedere e addirittura pretendere anche il documento di identità, c'è qualcuno che potrebbe magari, al momento non è successo, ma c'è qualcuno che potrebbe magari risentirsi, non dico giustamente o meno, però questo è quanto, insomma, no? Tempi duri invece per le palestre, già le prese con il fermo attività in tempi di pandemia e rimborsi per i clienti. Ora il Green Pass ci causerà la perdita del 20% di fatturato, affermano i titolari dei centri fitness, ma c'è chi non si è arreso e ha creato dispositivi di filtraggio per i vaccinati. Il Green Pass rischia di trasformarsi nell'ennesimo balzello burocratico per le palestre. È una situazione estremamente complessa e variegata. Complessa perché questo è l'ulteriore, diciamo, tassello che ci ha portato effettivamente in una condizione molto grave, perché noi ci troviamo tra due fuochi in questo caso, tra l'esigenza di chi giustamente vuole essere cautelato e quindi di essere in un centro in cui tutti sono vaccinati, e dall'altra parte coloro che, e sono molti, dice no alla vaccinazione e che quindi a questo punto decide di non venire più nelle nostre palestre. Il bilancio è drammatico, con perdite per i centri fitness già duramente colpiti da un anno e mezzo di pandemia. Le proiezioni ci danno dal 20 al 30% di mancato incasso, che significa, questo è un livello, diciamo così, un dato che posso dare a livello nazionale. E c'è chi si ingegna creando a sue spese un'app per filtrare i clienti. È un'app molto completa che permette alla persona di prenotare i suoi allenamenti in modo rapidissimo con un click, permette di vedere le schede di allenamento, permette in questo caso di accedere direttamente alla palestra. L'accesso è sicuro perché per potermi far aprire la porta devo avere non solo una tessera valida, ma devo avere anche tutte le carte in regola per quanto riguarda la sicurezza e le normative, che sono la nostra priorità. E quindi si entra solo col Green Pass, si entra solo con quest'app, magari se lo fa vedere, magari in diretta. Per esempio, avvicino e mi si apre la porta. Bene. 350 i tamponi eseguiti ieri al pronto soccorso di Lignano Sabbiadoro, la prima giornata d'obbligo di Green Pass, con le code gestite dalla protezione civile locale e dai carabinieri. Afflusso prevalentemente di stranieri questa mattina a sottoporsi al test per rientrare nel loro paese. Boom di tamponi al pronto soccorso di Lignano Sabbiadoro, la prima giornata d'obbligo di Green Pass. Ieri infatti sono stati effettuati 350 test. La gestione delle code che si sono create è stata affidata alla protezione civile locale e ai carabinieri già al lavoro da questa mattina. Maresciallo Doretto, come sta andando la situazione qui al pronto soccorso? Diciamo che rispetto a ieri, oggi la situazione è ottimale, abbiamo un'affluenza
cadenzata da parte dei turisti, che tutti quanti maggiormente chiedono il Green Pass per entrare nei luoghi di provenienza. Non ci sono elementi di turbativa, anzi tutt'altro, sono consci dei tempi di attesa e diciamo che si è regolarizzato l'afflusso, quindi nessuna problematica di rilievo. Oltre all'obbligo del Green Pass si aggiunge il weekend di cambio per i turisti che, dovendo tornare al loro paese, necessitano di un test che accerti la negatività al virus. Io sono francese e ho passato le vacanze qui con un gruppo di amici. Ora sono in attesa di fare il test per entrare in Francia. 3 chilometri di code all'Isert, rallentamenti alla barriera di Villesse in entrata al casello di Latisana. Sono gli effetti del secondo weekend di esodo sull'autostrada A4 nel tratto friulano. Maggiori disagi si fanno sentire nel tratto veneto a 2 corsie, ovvero quello tra San Donà e il nodo di Portogruaro. Segnalate alle 10 di questa mattina 3.200 transiti all'ora al passante di Mestre, 2.100 al nodo di Palmanova. Nel pomeriggio il flusso dei veicoli dovrebbe intensificarsi soprattutto lungo la direttrice verso Trieste. E a questo proposito si segnalano code chilometriche di vetture al confine con la Slovenia che ha chiuso il distributore che vende le vignette, quindi i turisti devono farla prima di entrare nella nuova Repubblica. Sono in corso infatti i controlli in autostrada, tantissimi turisti fermi in coda per questo motivo a Duino Sud e a Fernetti. La Tendenza regionale ha dato parere positivo al progetto presentato dall'amministrazione comunale di Gemona per la realizzazione di un ascensore a vetri che da Piazzale del Ferro porta al castello. La Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia ha dato parere positivo al progetto del Comune di Gemona di realizzare un impianto di risalita da Piazzale del Ferro per raggiungere il castello. Riteniamo che sia anche un impegno da parte di noi amministratori rendere fruibili tutti questi spazi e anche perché comunque il significato che ha il castello per molti cittadini gemonesi. Da qui partirà proprio la risalita meccanizzata con un ascensore verticale con struttura in ferro e soprattutto vetrata per garantire un momento emozionale anche nella risalita con questo straordinario paesaggio che abbiamo di fronte. Vuole essere un ulteriore elemento di arricchimento e di potenziamento di quell'offerta che riteniamo che anche a livello culturale possa garantire una nuova spinta per la comunità. Riprenderanno anche i lavori, e questo accadrà prossimamente, i lavori di sistemazione del castello, lavori che si erano bloccati per vari motivi. Sì, anche questa è una buona notizia, ho parlato proprio ieri con l'impresa che darà seguito ai lavori già iniziati ma non completati, che si erano sospesi sia per motivi di Covid in precedenza, ma poi anche per le difficoltà economiche che aveva interessato l'impresa principale, ecco, diciamo. E quindi oggi abbiamo avuto anche questa buona notizia, trascorsa l'estate riusciranno a settembre a riorganizzare il cantiere e per fine settembre, primi di ottobre ripartiranno il cantiere anche per il completamento di tutta la corte interna e ridare nella piena fruibilità tutti quegli spazi. Trasferimento temporaneo per l'anno scolastico 2021-2022 dei bambini della materna di Povoletto al centro di aggregazione giovanile in fase di ultimazione. Tutto il plesso educativo del paese infatti sarà oggetto di importanti opere finanziate dall'Unione Europea. In arrivo novità per quanto riguarda il centro di aggregazione giovanile. Sì, adesso stiamo completando i lavori del centro di aggregazione giovanile a Grions del Torre, che è stato realizzato, ristrutturato grazie a un contributo dell'amministrazione regionale. E credo che lo inaugureremo i primissimi giorni di settembre, però avrà un cambio provvisorio immediato di destinazione perché lì trasferiremo i bambini della scuola materna in quanto inizieranno, grazie in questo caso a un contributo della Comunità Europea, i lavori di efficientamento energetico, di coinventazione dell'intero plesso scolastico della scuola materna a Marsure di Sotto. È un grosso lavoro che ci permetterà sostanzialmente di avere tutto il plesso scolastico, perché lì ci sono anche le scuole primarie e la secondaria di primo grado, le porterà insomma a un livello di modernità che è adeguato con i tempi che stiamo vivendo anche dal punto di vista ambientale. Spostiamo giù i bambini, chiaramente per un anno ci sarà un pochino di disagio, ma credo che le famiglie insomma sopporteranno questo disagio. Poi tra l'altro la struttura è comunque assolutamente nuova, è un primo ingresso, e quindi questo però è a fin di bene perché dal prossimo anno dopo ci troveremo una struttura scolastica all'avanguardia.
Parliamo ora di sport. Verrà applicata per la prima volta in Italia la legge di sdebitazione per una società dilettantistica. Ha presentato questo importante traguardo l'avvocato Alberto Rigotto alla Bella Italia di Lignano, un sollievo per tanti presidenti appassionati, ha detto. Noi tramite questa sentenza che è storica siamo riusciti ad applicare, ed è storica perché è la prima in Italia, potendo applicare una legge sulla cosiddetta sdebitazione, che è una legge che era applicata dal 2012 per le persone fisiche, e invece tramite questa sentenza noi siamo riusciti ad applicarla anche alle associazioni dilettantistiche, che sono associazioni non riconosciute. C'è questa legge sulla sdebitazione e noi per la prima volta abbiamo tracciato una strada, che è quella dell'applicabilità. Cioè, a fronte di 100 di debito, per fare un esempio, uno ha solo 20 di sostanze, va dal giudice e dice: queste sono le mie sostanze, io posso far fronte a questi debiti con queste sostanze. Il giudice, ovviamente seguendo una procedura, ci sono dei professionisti che attestano il tutto, dice: ok, buona, mette un timbro, e quindi a quel punto, pagando sostanze molto inferiori rispetto a quelli che sono i debiti, si può ripartire e si cancellano tutti i debiti. In ogni caso questo traccia una strada e sicuramente anche di sollievo per i tanti presidenti volontari, appassionati e grandi presidenti che anche non solo mettono il loro tempo ma anche le loro sostanze e rischiano, e non è una battuta, di perdere anche la propria casa. Un tuffo nei ricordi delle memorie storiche del paese di Cavassonuovo per raccontare la storia di un prodotto tradizionale che sino agli anni 60 ha rappresentato una preziosa risorsa per il territorio. Si tratta della cipolla rossa. La sua storia verrà raccontata in un documentario in onda su Telefriuli oggi alle 13:45 e domani alle 19:45. Cavassonuovo per mesi si è mobilitato per la realizzazione del primo documentario sulla storia della cipolla rossa, girato dal regista medunese Christian Canderan. Un ponte tra passato e presente, fatto di interviste in friulano alle memorie storiche del paese, tra aneddoti e curiosità. Un tuffo nei ricordi che andranno in onda su Telefriuli sabato 7 agosto alle 13:45 e domenica 8 agosto alle 19:45. Un documentario che è nato per raccogliere e conservare la storia di un prodotto tradizionale che sino agli anni 60 ha rappresentato una preziosa risorsa per il territorio. Le donne partivano con la gerla colma di cipolle che vendevano in piazza a Maniago. Non mancheranno i racconti sulle proprietà terapeutiche della cipolla, un prodotto che oggi diventa un'opportunità da valorizzare in chiave economica, turistica e sociale. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 19, mentre nel pomeriggio alle 17 appuntamento in diretta con Telefriuli Estate da Marano Lagunare. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.